Eccoci dal vivo, buonasera da Miesa News. Un incontro particolare quest'anno da Piancastagnaio, un palio che non si corre, ma una contrada però che vuole lanciare un segno importante, un messaggio importante ai propri contradaioli e alla comunità di Piancastagnaio attraverso un libro unico, La Contrada del Borgo, che ha vinto il palio 2019. Si presenta domenica 9 agosto alle ore 21 in piazza Belvedere, dove è nella sostanza la sede della contrada, e per presentare il numero unico, ovvero il numero che racconta e testimonia l'esperienza del palio dello scorso anno, vinto con Walter Pusceddo e ultimo palio come cavallo. Con noi il priore Simone Visconti e Elena Graziafè, che ha curato i testi del numero unico. Vorrei ricordare anche però l'art designer Marco Cheli, che ha dato un'impostazione grafica, l'impaginazione del numero unico, e le foto di Gabriele Forti. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, Simone, parto con te. Elena mi scuserà, però qui abbiamo il priore che è un po' il sindaco della contrada. Priore, si sta pian pianino uscendo da questo periodo difficile. La vostra contrada è stata molto vicina ai propri contradaioli nel periodo di chiusura, di fermo, però oggi, pur non correndo il palio, vuole dare un segno importante alla contrada. Sì, vuole dare un segno importante alla contrada, Marco, perché comunque è giusto, la contrada ha ritenuto giusto far sì che il palio dell'anno scorso venisse ricordato in tutti i modi. Un numero unico è l'occasione giusta, perché comunque era una cosa che già era in mente da diverso tempo, però sai bene che il numero unico si fa quando si vince il palio. Certo, certo. L'occasione è venuta quest'anno e abbiamo ritenuto che per tutte le varie vicende che hanno poi anche seguito il palio dell'anno scorso, era giusto dargli merito più del dovuto a questo palio. E niente, abbiamo appunto ritenuto di fare questo libro perché era già nei pensieri da tanti anni, era già pronto per il nostro patrono che doveva essere festeggiato il 19 marzo, però come tutti sappiamo è proprio iniziata lì certo, eravamo nel pieno dell'emergenza. E dunque siamo arrivati ad oggi pronti per presentarlo domenica. Ecco. Elena, hai curato i testi, sei una coprotagonista importante del numero. Cosa ha significato per te come contradaiola scrivere di una vittoria, scrivere di un anno, scrivere di una passione che ha portato alla vittoria del palio del 18 agosto 2019? Come ho scritto e come penso cercherò di dire anche in piazza, il significato che ha rivivere certi momenti è ogni volta diverso, no? Però in qualche modo c'è sempre un filo rosso che unisce tutto e c'è qualche cosa che ha un sentimento comune. È sempre diverso perché ovviamente quest'anno porta con sé delle emozioni particolari, sia a livello personale sia a livello collettivo. Allo stesso tempo però c'è qualcosa di comune, perché questa passione, questa appartenenza in fondo ci unisce in qualcosa che in qualche modo va oltre di noi, oltre nel tempo e anche appunto nello spazio, visto che per esempio io non sono a Piancastagnaio. Cosa si prova? Si prova sicuramente un'emozione forte nel rivivere la gioia, ma anche nel parlare non soltanto per se stessi ma anche per gli altri. Ho cercato di mettermi nei panni di tutti coloro che vivono il palio intensamente, e ho cercato di immedesimarmi anche in qualcuno che magari si comporta diversamente da me. Ci tengo a dire però che non tutti i testi sono stati scritti da me. Io ho fatto un lavoro di raccolta e di curatela dei testi, perché abbiamo cercato di prendere sia dai protagonisti del palio, sia anche dal popolo borghese in generale, il più possibile le proprie sensazioni. Questo perché ovviamente anche la vittoria deve essere vista come una conquista collettiva e non soltanto
della singola persona. Certo, poi sulla vittoria ci torneremo perché non potevo non farla rivedere, però prima di rientrare completamente in quelle emozioni e volendo mandare immediatamente un saluto al capitano vittorioso, che non è questa sera con noi, ma sarà con noi, gli ho promesso un'intervista domenica sera e ricordiamo Antonio, insomma, l'amico Antonio che ha portato questo palio. Prima di far vedere quelle immagini, io vorrei tornare da te, Simone. Come priore, come è andata? Allora, le contrade, tutte quante, il 1° agosto sera hanno dato un segno di presenza, finalmente, aggiungo personalmente. Come è stato gestire una contrada senza il punto di arrivo di un anno, che è la corsa, nella sostanza la corsa, e quindi l'aggiudicazione del palio? Quali sono state, ci sono state difficoltà? Come hai vissuto da priore, da guida quest'anno? Ricordiamoci che il primo in notte avresti dovuto dare il passaggio di consegne, no? Attraverso la notte delle bandiere al tuo capitano. Di certo non è semplice gestire una contrada, soprattutto quando, come quest'anno, è impossibile fare qualsiasi cosa. Non è stato facile, però io posso dire, almeno per la mia contrada, ma ho visto che comunque anche le altre contrade in qualche modo hanno cercato di muoversi per comunque rimanere tutti uniti e di cercare di dare qualcosa al contradaiolo. Ci sono tanti ragazzi del gruppo giovani, della segreteria, che hanno fatto diverse manifestazioni a livello mediatico, direi. Una su tutte è stata anche il procenello virtuale che abbiamo fatto, con poi cene nei locali, visto che lì era una cosa permessa, per rimanere comunque insieme e per fare un po' di gruppo. Il 1° agosto, sì, anche lì abbiamo cercato di... dovendo mettere diverse bandiere, abbiamo creato un bel gruppo e poi magari siamo riusciti a stare insieme anche lì in un'altra occasione, per stare tutti insieme dopo nel nostro piazzale di contrada, e ora si arriva a questa presentazione che come sai bene, Marco, per le regole che ci sono stati fatti vari piani di sicurezza e tutto, però comunque più di 99 persone dentro la piazza non ci possono stare, e ti posso dire che già da domenica i posti logicamente per una contrada come Borgo erano finiti. Mi dispiace per chi è arrivato in ritardo, però purtroppo la regola è regola, non sono io. Per me ci potevano stare anche 500 persone se la cosa non era così, però purtroppo ad ora le condizioni sono quelle. Già tanto che riusciamo a fare questa presentazione e sono contento, perché comunque è un'altra serata per cercare di stare insieme a contradaioli, e tutto quello che si può fare noi cerchiamo di farlo nei limiti del possibile, con le regole che ci sono in vigore. Sì, ecco, guarda, sto sfogliando la pagina Facebook, ricordiamo anche il vostro sito, ma insomma su Facebook basta digitare Contrada Borgo Piancastagnaio e si trovano tantissime informazioni. Era questo, volevo chiederti. La parte del tesseramento, un po' tutte le contrade si sono organizzate, anche perché dovevano affrontare la non possibilità di fare, come dire, di riunirsi in troppe persone, quindi stare attenti alla vicinanza e tutto. Quindi anche per quanto riguarda il tesseramento avete dovuto gestire, no? Questo momento. Com'è andata? Allora, qui devo ringraziare tanti ragazzi della contrada che si sono messi a disposizione e che il sabato pomeriggio passavano del tempo qui dando degli orari, e comunque avevamo, come vedi, come puoi vedere anche te qui, nelle locandine messe nel paese, le locandine, per dare la possibilità ai contradaioli di venire in contrada a quella determinata ora, quel determinato giorno, per fare la tessera. E anche lì ho vista tanta disponibilità di persone anche a venire, perché comunque sanno che per le contrade in generale è un anno difficile, perché non essendoci cene, non essendoci state feste estive, sicuramente mi auguro di sbagliarmi, ma anche il Crastatone non penso che sia una cosa fattibile allo stato attuale,
mancando anche questo, il tesseramento, logico è che è una cosa importantissima. E tanti contradaioli hanno data la loro risposta venendo in contrada a fare la tessera, ecco. È stata un'altra cosa che ci ha permesso comunque di ritrovarci e comunque di ottenere un risultato importante. Certamente. Elena, torno da te. Allora, non vivi tutti i giorni a Piancastagnaio, no? La tua vita è altrove, Bologna, se ricordo bene, dove stai? Ecco, ma come ti sei organizzata per realizzare il tuo lavoro e anche in collaborazione con gli altri ragazzi attraverso il web? Come vi siete? Ecco, spiega un po' com'è andata, anche perché questi sono insegnamenti per i ragazzi, perché tutto si può fare, no? Fortunatamente ancora si sta sfruttando una piattaforma. Come vi siete organizzati? Proprio praticamente sul libro, perché qui c'è una parte grafica, una parte scritta, le foto, insomma c'è un po' di materiale da sistemare. Sì, è un progetto. Il progetto è stato curato collettivamente da me, Simone, Antonio, Lucia Sbrolli, che era difensore durante la vittoria, e appunto da Marco Cheli, e con il supporto poi di Gabriele Forti per le foto. Abbiamo creato una sorta di redazione noi, quindi progettando proprio il numero unico, decidendo man mano cosa inserire, cosa dire di noi, cosa raccontare attraverso questa nuova opportunità che si stava presentando. Dopodiché, grazie soprattutto al coordinamento di Simone, abbiamo raccolto tutte le testimonianze che ci interessava inserire all'interno del numero unico. Tutte queste testimonianze sono state inviate in qualsiasi forma, testo, video, foto, appunto, a me e a Marco. Io ho lavorato alla redazione dei testi e ho costruito nel frattempo una cornice attorno ad essi, quindi li ho inseriti in un racconto che non fosse più frammentario, ma avesse anche una sua logica. Quindi ho inserito una sua scorrevolezza, questo, sì, quindi esatto. Infatti, diventa un racconto da leggere. L'idea di tante voci che si unissero in un'unica voce. Vedrete che il filo conduttore sarà questo. Quindi le voci che venivano anche da lontano o dal campo o dal ricordo, dalla storia, pian piano si uniscono per trovare un loro insieme omogeneo. Bene. È un mezzo che ci ha aiutato molto, no? Perché io sono lontana, ma anche perché ad un certo punto eravamo tutti distanti, siamo stati tutti costretti a rimanere distanti, per cui il rimanere in contatto, il lavorare seppur da lontano, ci ha non soltanto permesso appunto di raggiungere il risultato che presenteremo poi il 9, ma ci ha permesso anche di sentirci ancora parte di qualcosa di importante come la Contrada. Io penso che, cioè io mi ritengo molto fortunata ad essere stata coinvolta in questo progetto, proprio perché appunto altrimenti sarebbe stato un anno assolutamente di solitudine in un certo senso. Invece, certo. Nonostante io stia a Bologna, per me tornare a casa vuol dire tornare in borgo, quindi era fondamentale sentire la Come si Contrada. dice? Certo, come si dice? La Contrada è casa, sicché non chiedo assolutamente particolari, ma è un racconto che sviluppa un anno, come insomma, a qualcosa è tutto concentrato intorno al periodo del Palio, oppure allarga un po' anche alla vita della Contrada durante l'anno? Se puoi dirlo o meno, decidi tu. Beh, diciamo che sicuramente è qualcosa che racconta di noi come Contrada, ma soprattutto di quello che abbiamo provato nel 2019, un anno, non soltanto un anno vittorioso, ma un anno veramente tanto particolare per noi, per me anche, ma in generale per tutti noi. E penso che attraverso questo racconto venga fuori un messaggio che
possa parlare anche alle generazioni future e possa in certo. modo regalare invece a quelle presenti e a quelle che ci hanno a loro volta tramandato il senso della contrada, una storia che rimarrà impressa in tutti noi. Beh, il tuo priore si è messo il palio di Sergio Staino proprio alle spalle, per cui c'è È Bobo di Staino, ecco, per cui credo che abbia fatto una scenografia, insomma, appositamente. Non ci ho fatto mica Marco. No. Allora, io vado nel personale. Simone, in questi giorni io ti ricordo, cioè voglio dire, non è che si parla di secoli fa, però a quest'ora eri sempre a correre. O per un motivo o per l'altro c'era organizzare la cena e poi c'erano le feste, lasciamo stare le feste di luglio che ormai sono lontane, ma proprio in questi giorni tra prove poi si corre in contrada e poi c'era la tradizionale festa giamaicana, ora non mi ricordo, insomma le cenini, sì, come ti senti quest'anno? Perché io ti vedo quasi spento, quasi ti vedo perso alla Pinetina, ti vedo perso, non sai dove andare certe volte. È vero, perché troppe cose sono mancate per il mio carattere, per poi come mi piace vivere a me la contrada. Un anno, il 2019, che deve finire veloce. Ora sì, corro dietro alla figliola, però è diverso. Certo. È diverso perché qui era... Stai attento, però in casa si sa che in certi giorni è meglio dietro a un cavallo che no, di gran lunga, vero? Però Marco, te l'ho detto, noi comunque, io non ti nascondo che anche da solo spesso e volentieri qua giù ci sono venuto perché comunque qualcosa c'era da sistemare, mi sono messo a fare dei lavoretti, ora che magari siamo un po' più, che è più possibile, diciamo, trovarsi, abbiamo deciso di fare, ecco, proprio dei lavori in contrada, imbiancare, in modo per comunque sempre riuscire a stare insieme. Non è la stessa cosa perché dalla scorsa settimana praticamente tutte le sere una cena, tutte le sere monta ai tavoli, porta quello, porta quell'altro. E ti manca, almeno a me personalmente mi manca, ma penso come tutti i contradaioli gli manca una situazione del genere. Io sì, aggiungo che manca a Piancastagnaio perché è un paese che ha quest'anima che c'è, però insomma quest'anno che non riesca a esprimersi è veramente difficile. Elena, te te sei ancora a Bologna in questo momento, giusto? Ecco, quando arriverai che troverai quest'area che ti stiamo descrivendo, chissà come la prenderai. Già è stato surreale in generale. Allora, io certo. Adesso sarà ancora più difficile. Vabbè, ma noi diamo un senso positivo, ricordiamo che domenica 9 alle 21 Piazza Belvedere c'è la presentazione, c'è un numero contingentato perché immagino ci saranno anche degli invitati, insomma, d'altronde la distanza interpersonale va rispettata assolutamente, anzi, se ricordo bene, avete assolutamente sottolineato di portare tutti la mascherina, assolutamente, ci sarà un momento, una bottiglia la stapperete, qualcosa, qualcosa ci sarà, insomma, però massima attenzione a tutto. Io vorrei tornare. No, scherzo. No. Ognuno la sua bottiglia, ho detto, no? Sì. Diamo un senso anche nel rispetto di tutte le contrade, però diamo un senso anche a questo incontro che parla del palio di un anno fa. Vorrei farlo rivivere non solamente a voi, a Contradaioli Borgo, che ne sono usciti vittoriosi, ma io vorrei farlo rivivere un po' alla comunità e anche ai tanti, ricordiamoci, appassionati e anche contradaioli che ogni contrada di Piancastagno ha, che vengono da fuori, perché io vorrei fare questo omaggio anche per loro,
per ora l'unico palio sembra che si corra sia quello di Fucecchio, se ho capito bene, tutto il resto è fermo e speriamo che almeno il palio di Fucecchio con quello di Buti a gennaio, insomma, siano i due pali che verranno corsi. Noi la scelta l'abbiamo fatta, io però questo regalo non me ne vorranno assolutamente le altre contrade, vorrei farlo a voi, ricordando anche il capitano Antonio Angelini che non è presente e che mi sono raccomandato di dare un'occhiata alla sua corsa. Eccolo qua. Spero si senta. Vediamo. Una mossa lunghissima, ricordiamo. Sì. Qui era finito. E qui sì, non ci abbiamo capito nulla, provo a abbassare, ormai lo ripetiamo. Troppo lungo. Sì. C'era qualcosa che intornava. Sì, va bene, ora... Bello, bel palio. Bello. Allora, bello senz'altro per Borgo, perché ha vinto il palio, ora io vado avanti, insomma, a far vedere immagini vittoriose. Allora, io con questo vi ringrazio, lascio questa immagine e vi ringrazio. Questo documento, scusandomi anche perché lì si traballa quando si fa... Ci sa una videocamera in mano e si parla, però era anche un omaggio a tutto il palio di Piancastagnaio che mi sono permesso di fare in questa occasione, a tutte le contrade di Piancastagnaio e che hanno attraversato veramente momenti diciamo da non ripetere, no? Quest'anno cerchiamo di andare avanti, quindi lanciatelo voi l'invito per domenica, Elena o chi vai Elena. Elena. Allora, l'invito è di venire a condividere qualcosa di speciale in un anno sicuramente particolare per tutti noi e soprattutto perché appunto non è solo il racconto di qualcosa che è avvenuto, ma è il messaggio per qualcosa che sicuramente andrà ripetuto sempre e comunque con la voglia di lottare, senza dimenticare che il nostro motto è sempre Ad Maiora Versus. Ad Maiora Versus. Priore, allora, Simone, ti ho perso il microfono, Simone, non ti sento più.
Non ti sento più, se n'è andato, forse non ha capito che eravamo ancora in linea. Va bene, ciao Elena, ciao a Simone, Di tutto. grazie a Numero Unico, grazie ancora.